Buongiorno, siamo qui sotto il porticato del Teatro Comunale, uno dei teatri più belli del Veneto e d'Italia. Arte Città della Cultura, ma Arte Città che legge, il riconoscimento del Ministero. Allora, il 3 dicembre, proprio qui sopra, presso il Circolo del Cinema, ci sarà uno degli appuntamenti di Arte Città che legge. Ma seguiteli, c'è il calendario, c'è la locandina, sia su internet sia in giro per la città, perché ci saranno appuntamenti presso il Museo Archeologico Nazionale e in altri punti della città. Sabato 4 vi aspettiamo qui presso il Teatro Comunale per la ricerca e felicità, uno spettacolo dedicato ad AIL in cui ci sarà cultura, ricerca e la musica dei nostri maestri, per cui veramente una serata bellissima. Il 5 parliamo ancora di eccellenza, il Conservatorio Statale Antonio Buzzolla, l'Auditorium e prosegue la stagione concertistica alle ore 17. Ma sono qui accanto alla locandina della bellissima rassegna. Vi ricordo che oltre alla rassegna ci sono degli spettacoli fuori, diciamo, programma, tra cui anche il ritorno della lirica nave. Ma venerdì 10 dicembre iniziamo proprio con il botto Antonella Ruggero e fino al 10 dicembre, a grande richiesta, è possibile abbonarsi tramite Viva Ticket e presso la Proloco di Avia. Sabato 1 gennaio il concerto di Capodanno. Ricordo che gli abbonati hanno un diritto di prelazione al momento dell'acquisto dell'abbonamento per fermare il posto all'interno appunto del concerto. Passiamo al 6 febbraio con Luigi Pirandello, il Berretto Sonagli, un autore e un attore che sta veramente riscuotendo grandissimo successo in questi anni, Andrea Pennacchi, che ci porta un personaggio tutto veneto, Puiana e i suoi fratelli. Poi il ritorno dell'operetta presso il nostro teatro con la compagnia Fantasia di Re, il Galà dell'Operetta, e chiudiamo ancora quel botto con un'altra grande artista, un'altra grande donna, Geppi Cucciari con Perfetto. Ma ci spostiamo un secondo perché la prima artista che anticipo è quella qua, la nostra, mi permetto, Antonella Ruggero, con concerto versatile, questo proprio è imperdibile. Come il resto della rassegna vi consiglio veramente di fare l'abbonamento perché passeremo una stagione insieme fantastica, magica, all'interno di uno dei teatri più belli del Veneto. Buona giornata!